Genova prepara una mobilitazione per l'Ilva. Il presidente della regione ha assicurato l'appoggio ai lavoratori. Secondo FIMCISL, l'eventuale chiusura dell'azienda potrebbe avere effetti negativi su Fincantieri e sul Tigullio. Operazione antidroga a Chiavari, arrestati 2 ragazzi e denunciato un minorenne. Nel centro storico esiste un fiorente traffico di droghe leggere, è l'amara constatazione della Polizia di Stato. Moneglia attende i fondi per intervenire sul San Lorenzo. Domenica la città ha rischiato di essere allagata dalla piena del torrente. Il progetto è pronto, il primo lotto costa 2 milioni. Sestri Levante, consegnati i lavori per il consolidamento di Renà e Sant'Anna. Tempo permettendo, i cantieri possono aprire. Arrivati intanto i primi dati dell'Università di Genova sulla diga di Portobello. Catechesi dedicata alla predicazione di San Paolo ad Atene. Prendendo spunto dall'Apostolo, il Papa ha invitato a costruire ponti tra i diversi credi religiosi senza ostilità. Dialogo interreligioso, convegno a Chiavari sabato mattina. Il tema sarà affrontato da 3 esperti. Nel pomeriggio tavola rotonda con le istituzioni. Ad Arenzano si è svolta una riunione della Commissione regionale sport presieduta dal vescovo Suetta. È necessario, ha detto, un gioco di squadra tra i vari attori che partecipano all'educazione dei giovani. Buonasera a tutti, bentornati al nostro telegiornale. Il futuro dell'Ilva tiene banco anche in Liguria. Questa mattina i sindacati hanno incontrato il presidente della regione Toti, che ha assicurato la sua vicinanza ai lavoratori. Secondo la FIMCISL, intanto, l'eventuale uscita di scena di ArcelorMittal potrebbe avere ricadute negative anche per Fincantieri e di riflesso per il Tigullio. Ascoltiamo l'intervista. Quali rassicurazioni vi sono arrivate dalle istituzioni locali? Sicuramente le istituzioni locali hanno detto che saranno a fianco dei lavoratori, quindi di FIM sia WILM, nel momento in cui ci mobiliteremo. C'è sicuramente la necessità di mobilitarsi rispetto a una scelta, una decisione accelerata, quella del governo, di togliere lo scudo penale, che ha dato così l'alibi a ArcelorMittal di recedere dall'accordo che abbiamo sottoscritto il 6 settembre 2018. Questo vuol dire mettere in discussione la sopravvivenza della siderurgia in Italia e quindi dei posti di lavoro che sono oltre 20.000 in Italia. A Genova attualmente abbiamo 1.016 lavoratori in ArcelorMittal, più altri 280 che sono ancora nella Ilva in amministrazione straordinaria. È facile andare verso una mobilitazione? Come vi state organizzando? A Genova ci sarà sicuramente una mobilitazione unitaria di FIM e WILM, perché noi pensiamo che ci debba essere una manifestazione, come è stato per quella difesa di Fincantieri. Tra l'altro il collegamento tra ArcelorMittal e Fincantieri è una relazione stretta. Fincantieri acquisisce le lamiere dall'acciaio prodotto da ArcelorMittal. Quindi pensate che ci possano essere dei risvolti negativi anche nel Tigullio? Sicuramente se non arriverà l'acciaio che Fincantieri ha già acquisito, perché appunto abbiamo una mole importante di ordinativi di navi, il rischio è che Fincantieri debba chiedere all'esterno al di fuori di ArcelorMittal, quindi potrebbero esserci delle ripercussioni sul ritardo degli arrivi delle lamiere che servono appunto per le navi. La cronaca adesso, ancora arresti per spaccio di droga in centro a Chiavari. In manette 2 giovani e c'è anche un minorenne denunciato, ma è solo l'ultimo caso di una lunga serie di cui abbiamo dato notizia quest'anno. Facciamo il punto nel servizio. Nel centro storico di Chiavari esiste un fiorente traffico di droghe leggere. È l'amara constatazione del locale commissariato di polizia dopo l'ultimo episodio di cronaca. Al termine dell'operazione No Drugs, infatti, sono finiti in manette 2 giovani genovesi di 22 e 25 anni residenti nel Tigullio e un minorenne è stato denunciato. Il fatto risale a ieri mattina. Gli agenti si sono appostati nella parte iniziale di Corso Millo per controllare un'auto con all'interno 3 giovani che parlavano in modo sospetto. Un controllo mirato, organizzato dopo diverse verifiche. I poliziotti hanno assistito allo scambio di un piccolo involucro di cellophane e alcune banconote da 50 euro. I poliziotti sono subito intervenuti, i pusher hanno provato a darsi alla fuga ma sono stati prontamente bloccati. Sul posto sono stati trovati circa 8 grammi di marijuana, ma nel corso delle successive perquisizioni domiciliari la situazione è peggiorata. Sono stati infatti rinvenuti altri 70 grammi di droga, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e denaro provento dello spaccio.
La presenza del minorenne aggrava la posizione dei due spacciatori più grandi, fatto che ha portato il pubblico ministero che coordina le indagini ad optare per la misura della custodia cautelare in carcere. I dati del commissariato sono allarmanti. Nel solo mese di ottobre gli agenti di Chiavari hanno effettuato 6 arresti e altrettante denunce per il reato di spaccio di droghe leggere. Numeri in crescita, ma che vanno interpretati, spiega il vicequestore Luca Capurro. Oggi lo spaccio riguarda droghe più note come eroina, hashish e chetamina, ma vede anche l'utilizzo delle cosiddette droghe furbe, le smart drugs, ad esempio mix di farmaci e altre sostanze psicoattive. Non è scoppiata un'emergenza all'improvviso, dice Capurro. Sicuramente oggi ci sono controlli maggiori in un settore che era stato trascurato e che è davvero molto complesso. E stiamo a Chiavari, la Giunta di Capo ha approvato lo schema di programma dei lavori pubblici del Comune per il triennio 2020-2022 che prevede 12 milioni e 50 mila euro di investimenti. Tra i vari interventi programmati si inseriscono una serie di opere volte a valorizzare i monumenti cittadini, l'ex Tribunale di Piazza Mazzini, l'antica Farmacia dei Frati, il chiostro dell'ex Chiesa di San Francesco e Palazzo Rocca. Prevista poi la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico di edifici scolastici e impianti sportivi. Un corposo stanziamento riguarderà la pavimentazione, la manutenzione di marciapiedi, la riqualificazione di piazze, tra cui Piazza Nostra Signora dell'Orto. Infine saranno posti in opera interventi di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico del torrente Rupinaro, del Rio Campodonico, del fosso di Caperana e del fosso di Ri, oltre al dragaggio del porto turistico Gatti. Il piano ora dovrà essere inserito all'interno del documento unico di programmazione per essere poi vagliato dal Consiglio Comunale. E siamo al meteo. A causa del repentino abbassamento delle temperature, oggi una prima spolverata di neve ha interessato il Monte Bue e il prato della Cipolla. Come si vede anche dalle webcam di Limet, i fiocchi hanno fatto la loro comparsa in vetta, dove la colonnina di mercurio è scesa di 1,5 gradi. Temperature più basse oggi anche sulla costa. Per domani infine è prevista un'altra giornata di pioggia su tutta la Liguria. Ora facciamo un passo indietro, andiamo ai giorni scorsi, l'ondata di maltempo che ha colpito appunto il Levante. Andiamo a Moneglia, il Comune sollecita le istituzioni affinché venga finanziato il progetto di messa in sicurezza del San Lorenzo, il torrente che nei giorni scorsi ha rischiato di allagare la città. Il progetto è pronto, è inserito in graduatoria, mancano soltanto i fondi. Sentiamo. Se il San Lorenzo avesse esondato nella parte bassa del suo corso, Moneglia sarebbe rimasta allagata, almeno a ponente. Per fortuna l'acqua è fuoriuscita per un breve tratto in alto, in prossimità di una curva, per poi rientrare. Domenica, sotto la pioggia battente, si sono vissute ore di paura. Dall'altra parte della città, nel frattempo, dalla chiesa di Santa Croce, l'acqua è scesa velocemente e ha riversato fango, pietre e altri detriti, tappando i tombini, allagando l'area di Piazza Tarchioni ed entrando in alcune attività. Il San Lorenzo dunque non ha aggravato la situazione, ma il tema della sua messa in sicurezza è tornato alla ribalta. Il sindaco ne ha riparlato a Toti e Giampedrone durante il sopralluogo a Sestri Levante di lunedì mattina. Su questa problematica dobbiamo in qualche modo comunque continuare a lavorare. Noi abbiamo fatto dei progetti e insomma siamo in attesa del finanziamento, ci auguriamo che possa arrivare presto. Possiamo ricordare il progetto, che cosa riguarda questo corso d'acqua? Il progetto riguarda l'allargamento dell'alveo, il primo stralcio è già stato validato sostanzialmente, quindi abbiamo presentato alla Regione, è in graduatoria per i finanziamenti nel Porfes, ma pensiamo che possa attingere anche altri finanziamenti perché effettivamente rimane davvero una priorità. Il progetto complessivo è molto ambizioso, ma almeno il primo stralcio penso sia da realizzare in tempi brevi. I costi quali sono? Il primo stralcio costa 2 milioni di euro. Sul fronte viabilità il Comune ha ripristinato la circolazione sulla provinciale 68 del Facciù e sulle strade comunali Comeglio Tessi e di Littorno. In alcuni casi c'è un senso unico alternato. Le frane di domenica, ostruendo i valletti, hanno rovinato il manto, i guardrail e scavato il sottostrada. Riparati i primi danni in somma urgenza, dice il sindaco, adesso servono interventi definitivi di messa in sicurezza. Ieri sera una piccola frana si è verificata sulle alture di Rapallo in via Campodonico in località San Bartolomeo. La caduta di massi sulla carreggiata è stata provocata dalle forti precipitazioni di ieri mattina. Grazie all'ora in cui è avvenuta non ha causato feriti né particolari disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, i funzionari del comune e l'amministrazione. La strada è sempre rimasta aperta al traffico. Questa mattina movimento franoso anche nel comune di Casarza Ligure sulla strada 500
223 in località Battilana. Alcuni massi hanno di nuovo invaso una corsia della carreggiata, ma non è stato necessario chiudere il traffico. E un masso è franato sulla statale 225 della Fontanabuona nel comune di San Colombano Certenoli nella tarda serata di ieri. Il masso è caduto tra la località Maggi e il Palazzo Municipale. Attualmente è in vigore un senso unico alternato. Il sindaco è in attesa dell'intervento di ripristino da parte di ANAS. Domattina dovrebbero arrivare i tecnici dell'azienda con i rocciatori per verificare lo stato di salute del versante prima di sgombrare la carreggiata. E ora andiamo a Sestri Levante. Sono stati consegnati in questi giorni i lavori a Renà e a Sant'Anna. Tempo permettendo, dunque, i cantieri possono aprire. L'amministrazione interviene grazie a fondi del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Sotto la lente però anche la Baia del Silenzio e la rada portuale. Sentiamo. Sestri Levante riparte da Renà e Sant'Anna. Nel primo caso, dopo i lavori in somma urgenza realizzati dopo la mareggiata del 2018, la ricostruzione del belvedere e la sistemazione di via Vespucci, ora si interviene con un primo lotto di consolidamento che tiene conto di uno studio meteo marino realizzato nell'estate dell'anno scorso. Iniziamo con questo primo lotto finanziato già sul 2019 dalla Regione, con i fondi della Protezione Civile, con una risistemazione, eliminazione delle barriere verticali riflettenti e una risistemazione e riprofilatura di tutta la scogliera con profili a 45 gradi in modo che appunto accompagnino la forza dell'onda senza creare erosione. Nella partita 2019 dei fondi di protezione civile rientra anche il ripristino dei pennelli nella zona di Sant'Anna. Un rafforzamento dei pennelli depauperati dalla violenza della mareggiata del 29 e 30 di ottobre, soprattutto i 2 pennelli verso le gallerie di Lavagna. Sempre nell'ambito delle progettazioni della protezione civile è stata finanziata la progettazione definitiva del prosieguo di questo intervento per andare ad realizzare sia ripascimenti dell'arenile che un ulteriore rafforzamento dei pennelli in modo da garantire una protezione delle mareggiate sul litorale. In tema di prevenzione poi Sestri Levante attende i risultati dello studio commissionato all'Università di Genova per rinforzare ulteriormente la diga nella Baia del Silenzio, dove attualmente insiste un divieto di ormeggio per le imbarcazioni. Lo studio è in corso, abbiamo avuto questa settimana i primi esiti e per la fine dell'anno avremo la sistemazione definitiva. Infine il porto. L'amministrazione spera di intercettare una fetta dei nuovi fondi 2020-2021 di protezione civile. È stato redatto un progetto di totale rifioritura ed ampliamento di quella che è la diga di protezione della rada portuale ed è già stato sottoposto alle progettazioni e ai finanziamenti della protezione civile che arrivano tramite la Regione e ci auguriamo che possa essere finanziato perché si riuscirebbe a dare una risposta importante anche in quel settore. Un incidente stradale si è verificato oggi intorno alle 15 sull'Aurelia a Mulinetti tra i comuni di Sori e Recco, coinvolte 2 vetture e un autobus di linea di ATP. Le cause sono ancora in corso di accertamento, sul posto hanno operato tra gli altri i vigili del fuoco di Rapallo. Le 3 persone al volante sono rimaste ferite, spiegano dalla caserma rapallese, 2 in modo lieve, una in modo più serio e pertanto portato all'ospedale San Martino di Genova. Il Consiglio Comunale di Santa Margherita Ligure ieri sera ha votato all'unanimità la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al capitano di corvetta Antonello Piras, già comandante della Capitaneria di Porto Cittadina. La motivazione è legata al comportamento che Piras ha tenuto durante e dopo la mareggiata del 29 e 30 ottobre dell'anno scorso e per il rapporto che ha saputo sviluppare con la comunità pur nel rispetto del suo ruolo. Il sindaco ha espresso il suo ringraziamento a tutti i consiglieri per il voto unanime e per aver ricordato come la cittadinanza onoraria Piras abbia anche un valore simbolico per l'impegno di tutta la comunità nel fronteggiare la mareggiata e i suoi effetti. La seduta infine si è aperta con un minuto di silenzio per i 3 vigili del fuoco che hanno perso la vita nell'Alessandrino e con un applauso di tutta l'assemblea al canottiere sammargheritese Edoardo Marchetti che nei giorni scorsi si è laureato campione del mondo di coastal rowing a Hong Kong. E siamo all'informazione religiosa, parliamo dell'udienza generale di questa mattina in piazza San Pietro. Il Papa ha preso a riferimento la figura di San Paolo e la sua predicazione ad Atene. L'Apostolo freme nel vedere la città piena di idoli, ma questo impatto col paganesimo, invece di farlo scappare, lo spinge, ha detto il Papa, a creare un ponte per dialogare con quella cultura. Sentiamo.
È un forte invito a gettare ponti quello che Papa Francesco rivolge stamani nella catechesi all'udienza generale. La figura di riferimento è San Paolo e la sua predicazione all'Areopago di Atene. L'Apostolo freme nel vedere la città piena di idoli, ma questo impatto col paganesimo, invece di farlo fuggire, lo spinge a dialogare con quella cultura. Chiediamo oggi, anche noi oggi, allo Spirito Santo di insegnarci a costruire ponti con la cultura, con chi non crede o con chi ha un credo diverso al nostro. Sempre costruire ponti, sempre la mano testa, niente aggressione. Chiediamogli la capacità di inculturare con delicatezza il messaggio della fede, ponendo su quanti sono nell'ignoranza di Cristo uno sguardo contemplativo, mosso da un amore che scaldi anche i cuori più induriti. Alla fine Paolo, ricorda il Papa, invita alla conversione approdando al cherigma e qui trova uno scoglio perché la morte e risurrezione di Cristo suscitano derisione. Sembra un fallimento, ma un uomo e una donna si aprono alla fede e così il Vangelo attecchisce ad Atene. Proclama che Dio vive tra i cittadini e non si nasconde a coloro che lo cercano con cuore sincero, sebbene lo facciamo a tentoni. È proprio questa presenza che Paolo cerca di svelare. Colui che, senza conoscerlo, voi adorate, io vi lo annuncio. Ora veniamo in diocesi, parliamo di un momento di studio aperto a tutti. In programma sabato mattina alle 9 nel Salone di Casa Marchesani entra nel vivo il percorso diocesano di formazione al dialogo interreligioso, con un convegno che approfondirà i passi che la Chiesa ha compiuto nel cammino del pluralismo. Questo, come detto, al mattino alle 9. Invece nel pomeriggio, dalle 17 alla Società Economica, si svolgerà una tavola rotonda con le istituzioni a cui parteciperà il sindaco metropolitano Marco Bucci e dedicato al rapporto tra le religioni e la polis. Nel mezzo il pranzo, lo Shabbat di tutti, con un menù che si ispira tanto alla tradizione ligure quanto a quella medio orientale. Sentiamo. L'odierno pluralismo religioso sarà il primo tema che sarà sviluppato nel corso del convegno in programma sabato mattina a Chiavari nell'ambito del percorso diocesano di formazione al dialogo interreligioso. Lo affronterà il teologo Brunetto Salvarani. Il secondo intervento previsto è quello di padre Claudio Monge, responsabile del Centro Domenicano per il dialogo interreligioso e culturale a Istanbul, che affronterà il tema nella Bibbia, il fondamento del dialogo tra ebrei, cristiani e musulmani. Infine interverrà il direttore dell'Ufficio Nazionale della CEI per l'Ecumenismo e il dialogo interreligioso, Don Giuliano Savina, che descriverà le parole di gesti di dialogo della Chiesa dal Concilio Vaticano II ad oggi. Il convegno è aperto a tutti, ma sono stati invitati particolarmente insegnanti e catechisti. L'importanza è innanzitutto quello di conoscere, che è la prima base per poi dialogare. Quindi questo convegno è l'occasione anche di conoscere la bellezza di un confronto tra le religioni, anche perché un insegnante vede oggi in classe sempre più presenze anche di ragazzi che provengono da altri paesi e da altre religioni. Sia per il catechista sia insegnare ai ragazzi che poi loro siano a contatto al giorno d'oggi con molte realtà non cristiane o non cattoliche, ma soprattutto non cristiane, è importante che il catechista abbia qualche riferimento, qualche messaggio. Ecco. La giornata proseguirà con lo Shabbat di tutti, un pranzo accompagnato da musica e riflessione guidato da Miriam Camerini. Abbiamo così cercato di far dialogare anche le tradizioni e quindi abbiamo direi inventato proprio un menù in cui la tradizione ligure si incontrerà con i sapori tipici della tradizione medio orientale. Nel pomeriggio alle 17 alla Società Economica la tavola rotonda aperta alla città dedicata al tema il dialogo interreligioso e la vita della polis. Il tema del dialogo interreligioso, quindi della presenza e del rapporto tra le diverse religioni, ha molto a che vedere con la vita civile. Ci sono alcuni aspetti anche evidenti come quello dei luoghi di culto, no? Che rappresentano effettivamente un diritto a volte non del tutto riconosciuto, ma poi certamente l'ambiente della scuola, l'ambiente dell'ospedale, l'ambiente delle carceri e quant'altri sempre di più in una società pluralista devono attrezzarsi da questo punto di vista.
Tutti i dettagli e il programma della giornata di sabato sul nostro sito teleradiopace.com. Il pranzo peraltro è aperto a tutti, ma la prenotazione è obbligatoria. Trovate anche il numero di telefono, è lo 0185 322 446. Prosegue la visita pastorale all'ambito di Lavagna. Quella di oggi è stata una giornata intensa per il nostro vescovo, che questa mattina ha incontrato gli ospiti dell'Istituto Devoto Marini Sivori, nel pomeriggio alla Casa della Divina Provvidenza. Domani alle ore 21 nel santuario di Nostra Signora del Carmine, Monsignor Alberto Tanasini terrà una catechesi alla città. Recentemente ad Arenzano si è riunita la Commissione regionale per lo sport presieduta dal Vescovo Antonio Suetta. L'organismo si è costituito con il desiderio di reciproca conoscenza e per ragionare e porre in atto delle azioni che favoriscano la crescita umana e spirituale dei tanti soggetti che praticano l'attività sportiva. Ospite della riunione l'assistente ecclesiastico del Centro Sportivo Italiano, il CSI, Don Alessio Albertini. Sentiamo. Il mondo dello sport interpella anche la Chiesa. Anche per questo esiste una commissione regionale presieduta dal vescovo di Ventimiglia Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, in quanto delegato per lo sport e il tempo libero della Conferenza Episcopale Ligure. La Chiesa si interessa a questo per tante ragioni. Prima di tutto perché lo sport è fatto di uomini, ma perché la tradizione sportiva appartiene anche a una lunga storia, un lungo impegno pastorale della Chiesa, che è sempre stata presente nello sport e che ha utilizzato tanto lo sport anche come occasione di aggregazione e di incontro. Alla riunione recentemente convocata ad Arenzano era presente Don Alessio Albertini, assistente ecclesiastico del CSI, che ha proposto una riflessione a partire da un dato numerico. Nelle sole società affiliate al Centro Sportivo Italiano sono tesserati 1,5 milioni di atleti, di cui la metà sono al di sotto dei 16 anni. Da qui la necessità di intessere una rete educativa tra vari soggetti in campo per favorire la crescita del giovane. Dobbiamo saperlo vivere, il gioco di squadra anche nel campo educativo. Un ragazzo è sempre lo stesso quando è a casa, quando è a scuola, quando è su un campo, quando è in parrocchia. È sempre lo stesso. Ognuno può dare il proprio contributo. L'elemento chiave per tutti gli attori è testimoniare una passione. Non saranno le parole con l'andare del tempo che saranno capaci di incidere nella vita di un ragazzo, ma la qualità della tua stessa vita che condivide così tanto tempo questa passione con lui. Da qui un impegno concreto che la Commissione regionale sta portando avanti a piccoli passi. Credo che il segreto anche di un buon lavoro non stia tanto nella qualità, ma stia nella bontà e nella fedeltà a dei piccoli passi, che è un po' il ritmo e il criterio che abbiamo voluto darci, a incominciare da una conoscenza reciproca e anche da una buona conoscenza e valorizzazione del nostro territorio. E c'è una notizia di sport di oggi, di pallanuoto. A Sori la Prorecco ha dilagato nel turno infrasettimanale del campionato di A1 maschile. I biancocelesti hanno battuto la Lazio 20-2, un successo che permette alla squadra di restare in testa alla classifica a punteggio pieno. Tutti a segno i giocatori di movimento, top scorer di giornata Figlioli con 5 reti. La zona adiacente alla Basilica dei Fieschi versa in uno stato di degrado, a dirlo i consiglieri di Cogorno Democratica Laura Bacchella e Oriano Castelli, che sul tema hanno presentato un'interpellanza. In particolare turisti e residenti, scrivono, lamentano la mancanza di servizi. La riapertura del punto di ristoro, chiuso ormai da mesi, propongono, potrebbe contribuire a rendere viva l'area. Bacchella e Castelli chiedono dunque lumi alla Giunta. A 30 giorni dall'introduzione il servizio di raccolta porta a porta nella frazione di San Massimo a Rapallo sta dando risultati positivi. La raccolta differenziata è aumentata, si legge in una nota, e al momento si attesta intorno al 70%. Gli operatori di Aprica, il gestore del servizio, spiegano che il motivo è da ricondurre ad una migliore qualità dei rifiuti. Più aumenta il quantitativo di carta e plastica, più si riduce quello del rifiuto secco, ossia l'indifferenziato. Su richiesta degli abitanti è stato aggiunto un contenitore specifico per il ritiro dei pannolini con l'individuazione di un punto di raccolta apposito.
Ed è iniziata in tutta Italia la raccolta firme a sostegno di una legge nazionale sulla non autosufficienza, promossa dalle organizzazioni sindacali dei pensionati di CGIL, CISL e UIL. Anche nel Tigullio Golfo Paradiso è possibile firmare in tutte le sedi sindacali. Verranno inoltre organizzati dei presidi per la raccolta firme a Chiavari, in via Martiri della Liberazione, venerdì 8 novembre dalle 10 alle 13, a Sesti Levante in Corso Colombo sabato dalle 9 alle 12, a Recco lunedì al Passo Nicoloso dalle 9 alle 12 e in piazza Cavour a Rapallo giovedì 14 novembre dalle 9 alle 13. Le situazioni di non autosufficienza riguardano soggetti deboli e anziani, ma coinvolgono anche le famiglie. La raccolta firme sarà quindi effettuata anche nei luoghi di lavoro. A sostegno della legge nazionale si terrà una manifestazione pubblica sabato 16 novembre a Roma al Circo Massimo, l'inizio alle 9:30. Anche in questo caso tutti i dettagli sul sito teleradiopace.com. Ora gli appuntamenti, sfogliamo insieme l'agenda di Telepace. Appuntamenti per giovedì 7 novembre, Open Day all'Istituto Caboto di Santa Margherita Ligure di Chiavari. Dalle 15 alle 17 le famiglie potranno conoscere le attività e le opportunità offerte dall'Istituto. Dalle 15 alle 18 al Polo Didattico Albergo dei Poveri in Piazzale Brignole a Genova si parlerà di trasformazioni urbane e benessere, progetti per conoscere e curare terra ed alberi. Il seminario è inserito nel corso universitario multidisciplinare di educazione allo sviluppo. Come ogni primo giovedì del mese dalle 16 alle 18 al centro di San Salvatore di Cogorno si potrà visitare la camera di Don Nando Negri. L'associazione italo-britannica propone la visione del film inglese Mary Queen of Scotland di Rosie Rourke, la proiezione alle 16 al centro sociale San Giovanni di Chiavari. Alle 17 al Teatro Sociale di Camogli si terrà un concerto vocale e strumentale in onore di Gary Wang, presidente del Rotary Foundation. Alle 20 al Centro Benedetto Acquarone di Chiavari si riunisce l'associazione regionale Club degli Alcolisti in Trattamento che si occupa di fornire aiuto alle famiglie con problemi legati all'alcol. Alle 20:30 alla Sala Quadrivium di Piazza Santa Marta a Genova parole e musica senza barriere. Jacopo Cioni e Niccolò Pagliettini presenteranno dal vivo le rispettive storie. L'iniziativa è organizzata dal Panathlon International Club Genova Levante. Spettacolo di danza al Teatro Acropolis di Sestri Ponente. Alle 21 sarà portato in scena Best Without Beauty, creazione originale di Carlo Massari rappresentata dalla C&C Company. Si chiude qui il nostro telegiornale, vi ricordo a seguire una nuova puntata di Missione Mondo. Don Siriache Vigirimana dialoga con il direttore dell'ufficio missionario diocesano, Don Federico Tavella, sul tema del mese missionario straordinario battezzati ed inviati. Per tutte le altre informazioni continuate a seguirci sul sito teleradiopace.com e sul canale All News 187. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.